Poi, Prova a fare un Sabri Troia, vediamo se- Sabri, Troia, Sabri, Troia. Ok, diciamo che siamo. Ragazzi, siamo qui di nuovo con Alex X, il mitico wrestler, campione di Pokémon, rapper, è tornato nella scena da pochissimo, giusto? Il 23 dicembre avevo il 2 dicembre dei medici, come tutti sanno. Quindi puoi tornare nella scena. Cosa ne pensi di questo gran ritorno? Ho cantato la musica, l'ho rovinata, questa volta la distruggo. Esatto. Da quant'è che eri fermo, tra l'altro? Ma 10 anni, anche di più. No. Aspetta, 2004, 12 anni. Hai fatto 3 su Prime 4 nel 2021. Però ero già fermo, è stata una... Gli amici non sanno che te su Prime 4 in realtà la tua strofa era, non l'avevi fatta nuova, era una strofa vecchia rimessa nella canzone, mi sembra che a volte là. Sì, Non avevi registrato da zero, quindi tu eri fermo già da... Mi sa che l'ultima era innamorato che hai fatto. no, in realtà non è stato l'anno prima del mio ritiro, Esatto. perché c'è stato problemi con quelli che devo partecipare. Sì? Se potete Ah, vedere i piedi, abbiamo fatto un video, un film video abbiamo sì. fatto. No, no, ma dico proprio a livello del cantato, di musica, cioè Ma mi sembra nel 2014 o 2015 circa. Esatto, e siamo tornati più forti di prima con Alex X, perché sei uno dei più desiderati del E canale. questo è male, eh? Questo è ma cosa ne pensi domanda questa tua che la gente acclama Alex X? Perché ho lasciato il segno nel piccolo momento, periodo che sono stato, ho lasciato il segno, adesso cercheremo di lasciare un segno ancora più indelebile. Esatto, ma che tematiche porterai con i tuoi testi nuovi? Credo se no sempre sul solito stile, bastardo e prenderò meno l'uso di droghe leggere perché sappiamo che quello è il solito brand, ma fanno anche un po' male a volte. Esatto. Comunque hai fatto praticamente in questi 10 anni di inattività, come l'hai passate? Cosa hai fatto? Meno il cuco. Ah, ok, hai avuto anche a taldo un sacco di ragazze, un sacco di E un robe. po' di storie, sì. Ho anche avuto un lutto che sai, ma Sì, 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 sì. siamo perso. Pensa che ho Mm, cominciato a fare rap mm. con la voce del cane. Sì, me l'hai detto sull'altra intervista, sì, 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 sì. Ma i nuovi progetti quindi per quest'anno, quindi ritornare più forte nella musica, farai Sì, un disco nuovo o farai cosa farai? intanto faremo delle canzoni nuove. Ok. Poi faremo anche, si spera, un concerto. Mm, E poi vorrei fare anche un progetto. Io vorrei fare un film, però quello è molto difficile. ok, sì, sì, che mi dicevi, sì, sì, ok, va bene. Ma come tematiche, quindi dicevi più o meno le stesse? Sì, o forse anche qualcosa di un pochino meno, anche qualcosa di un pochino più intelligente. Cioè, in che senso? No, cioè, so dire sempre figa sempre troia, anche se ci scappa anche qualcosa di un po' serio, intendo, non so, non so, potrebbe scapparci qualcosa anche di serio nelle canzoni, ma ne dubito fortemente. Ok, perché gli amici non sanno, ma tu avevi un raccoglitore con tutti i testi che purtroppo è andato perduto. Avevi, quanti testi avevi? 87, 87, com'è il tuo anno tra l'altro? oppure 98, non mi ricordo. Vabbè, comunque ne sono state scritte tipo 4 o 5 che sono diventate delle Sì, ma canzoni. comunque le ho tutte salvate, adesso farò una stampante Ah, nuova riuscirai a recuperarli quindi, e no? te sì. Ah, sì? Mm. Ah, ok. Però costerà il patrimonio. Ok, perché oggi invece hai un inedito che hai scritto, No, due inedite. ma che hai scritto recentemente? No, sono vecchie. Ah, sono vecchie anche queste qua? Una è un ritorno, che volevo fare un ritorno che Ok. siamo stati fermi, che dovevamo fare come rap, che poi è saltato, ti ricordi quell'anno? No, non mi Perché ricordo. c'è stato un anno che dovevamo fare nere come rap, Mm, che è saltato. ok. E mi dopo sono cantato all'Asso Sportico, il mio club e te ne stai. E zero. Per tappare anche il buco, capito? Mi ha dato il contentino, diciamo. Ok, ok. Perché se no facevo guerra. Che l'anno dopo che non sta più a arrivare come rap, ti ricordi? Non mi ricordo, può essere 2017, 2016, No, più avanti? 2016. 2016? No, aspetta, sì? Sì, perché mi ho iniziato ad aprile
aprile, Io so che all'ultimissimo 9-0 perché lavoravo. e ai Degrados, Sì, 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 può essere che ho mandato loro. che era che il mio era incassato perché non era venuto che io non era venuto. Sì, forse stava organizzando Mike l'anno, o forse perché proprio mancava gente, non mi ricordo. Comunque per gli amici che non sanno, l'Ere come rap era un evento rap che organizzavamo al Portico ad Olo, giusto? Sì, Dove Alex X era praticamente le fondamenta di di questa serata. noi era così regolari. Sì, Eh, sì, però Alex X era il boss finale, si può dire, dove tu Boh, scatenavi il mio club. organizzare, cioè, facciamo all'ultimo, noi abbiamo andato a suonare Buona Buona il giorno della settimana prima, ti ricordi? Sì, E quindi eravamo tutti incasinati, cioè all'ultimo ore. mm, sì, 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 sì. No, il Mon Amour se vuole suonare, mi sa, sì, 2016, 2010, boh, vabbè, insomma. No, mi ricordo come non suonare Più di Buona 10 Buona anni, e 10 dopo anni siamo fa. andati il giorno dopo, e la settimana dopo non suonare al portico. Sì, ok, E eravamo ok. incasinati. Io ero con Sari, ero con Giugno in quel periodo. Sì, Quindi, e dopo quell'anno là è uscito anche il film del Monti, ti ricordo che mi proiettà in sala? sì. Ho Dopo, ancora il film dei muti. sì, sì, perché c'è anche su YouTube. Lo su che vedo tutte le quattro parti, ma che papine. Esatto. Ok, qua Alex io ti chiederò, perché tu sei un grande appassionato e anche campione di Pokémon, se può dire, Ma ho quindi avuto io bene ti me. farò delle domande sui Pokémon. Quando è che hai iniziato ad appassionarti dei Pokémon? Credo come tutti negli anni 90, fine metà anni 90, quando fuori di Pokémon. Ok, cos'è che ti ha colpito di più all'inizio? Ma all'inizio non mi piaceva, poi mi ha appassionato. Ok, ho capito. Hai un Pokémon preferito? Allora, su questo era un po' di parte dirlo perché ci sono tanti belli, uno per generazione direi. Mm, Allora, guardo dal primo. vai, Beh, allora, questo è un po' scontato tutti Charizard. ok. Che non ama Charizard. Secondo me direi Ampharos, una specie di Pokémon faro. Pokémon Faro. È una pecorella che poi diventa, Ma di che serie è sto qua? secondo Yoto. La seconda di 8 Pokémon, com'è che si chiama questo? Ampharos. Ampharos. Ma tu avevi anche le carte? No? Sì, ma adesso dove finite? No, perché era della serie Neo, può essere? No, Neo Genesis, no? no, era di Yoto. Eh, come si fosse? Praticamente prende la pecora, Merip. Pensavo che io ho visto la prima e la seconda della generazione praticamente di carte dei Pokémon, dall'1 al 250, 251, dopo non l'ho più seguito. Quindi c'era entro quei 250 là o no? Sì, sì, sì. Sì, non mi ricordo, sto Ampharos, aspetta che mi guardo, Ampharos si chiama, Mm. vediamo. Quindi questo qua è addirittura il tuo secondo Pokémon preferito? Prima la mossa attorno al pugno con un pugno ti attaccare al muro. Vediamo se trovo. Ah, questo è, questa qua? Quella è la mega. Ampharos. Vabbè, insomma. E dopo il tuo terzo Pokémon preferito? Il terzo gen, diciamo. Direi coso. eh, questo è un pochino impopolare. Agron Ok, di che serie è questo qua? di Yoto. Ah, ok. Praticamente un po' come un cane armato. Ma tu sei più appassionato dei Pokémon dei giochi, praticamente, o del cartone? Ma prendo dei giochi perché puoi anche un po' modificarli. Ok. Quindi tu ti sei appassionato dei giochi o dei Prima dei cartoni? cartoni, poi sono stati i giochi. Ah, ok. Le carte invece no? Ne avevo carte, ma non so che ne avevo fatto. Le ho buttate via o le ho regalate. Sì, 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 no, perché tanti comunque andava tanto e ancora adesso vanno le carte di Sì, Pokémon. però ci sono molti collezionisti, anche Sì, come infatti questo. per quello ti chiedevo. Mm. E quindi le carte non le collezioni più. Secondo te i giochi di Pokémon stanno migliorando o peggiorando? No, mi dispiace dirlo, ma stanno calando. Sì? Sì, molto. Non solo graficamente, ma anche come gioco, giocabilità. E una volta, poco c'era l'erba alta. Mm, Dopo hanno introdotto dalla ottava i Pokémon Open World, Open Map. ok. Sì, non gioco con Let's Go, però diciamo che ci stava, no? Perché
andare in giro, vedere, non so, una volta bestemmiavi per Zubat. Mm. Adesso invece io ho dovuto Revit, non è neanche bello perché una volta come le pennette, cioè, preparavi di signori da trovarli, adesso trovavi giusto ogni due passi Ah, ho e capito. poi anche le ricerche è molto ha perso molto. Una volta cercavi il Pokémon, andavi in cerca un'ora nell'erba, adesso, no, non voglio vedere. Ah, sono più semplici quindi Sì, adesso. hanno anche perso tanto. Esempio, tante cose che hanno messo in, le hanno tolte. Esempio, ti dico, hanno tolto le gare Pokémon, erano belle, cioè era un modo anche per uscire dalla loro principale e anche volevano divertirsi il gioco. Poi in cui hanno tolto hanno messo le stagioni, bello perché anche nella stagione hai più di cercare di trovarlo. Ok. Per esempio, non so, non è che trovi un Snower d'estate, Mhm. come, non so, è un Pokémon che, ecco, c'è anche un Pokémon di un po' 4 stagioni che ogni stagione cambia forma. Cioè, abbiamo messo tipo folletto, buona idea. Ah, hanno messo i tipi nuovi di Sì, Pokémon. allora, i soliti che conosci hanno messo tipo folletto, che è un dito in culo se è un drago. È Folletto che particolarità? Ma folletti poco pucciosi tipo Clefairy, Jigglypuff, eccetera. Quel tipo là? Eh, quello- Erano in colore prima. Erano Erano normali. normali, sì. Allora, immuni ai draghi, Mm. che cosa vuol dire? Capito? Sì, 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 sì. Forte contro drago, lotta e buio. Quindi i vari tipi di Pokémon sono, che io mi ricordo, sono erba, giusto? Eh, Fuoco, lo- Erba, fuoco, lotta. acqua, volante, lotta, normale, Anche elettrico? elettro, Psycho? psico, spettro, coleottero, Metallo, no? acciaio, Eh. terra, Ah, che sono diversi da... ghiaccio, Sì. buio, folletto, Folletto c'è da poco, insomma. drago, Anche drago. Vabbè. vabbè c'è solo 17, neanche Ma è la tua serie preferita di Pokémon? ma credo la prima. La prima sei affezionato alla prima? Sì, anche nostalgia, però anche quella del suo sì non era male. Ok. Perché vabbè che ci sono dei ritorni. Ma vuoi raccontarci, hai fatto anche una breve esperienza con la Nintendo in Giappone, con i Pokémon? È stata una parentesi che possiamo essere ho avuto l'onore di vedere essere nell'ufficio di Nintendo per un piccolo periodo. Come funzionava là? Ti dico, c'era tanto da bere, tanto so che. Tanto da bere? Mm? Ah, ok. Ti dico, te lavoravi, ma mi lavoravo con i matti, eh. Ma è tipo cosa che facevi? Ma no, ero là più che altro per guardare le anteprime, leggevo il Coro Core, cioè per informarmi, per vedere le rubriche. Ok. Però te resti qua a lavorare chini sulle scrivanie, cioè gente... Ah, Ma loro sono nati in lavoro, eh. ok, ho Cioè, capito. proprio prima di lavoro, Mm, cioè, se tu ad esempio ti dormiti al lavoro, mm. è considerato quello che ha lavorato fino alla sue forze, Ah, viene premiato. ho capito. Invece se tu lavori all'acremente, però non te dormi, non te caschi, invece male. Poi c'è gente che la mangia, Ah, si casca come brutto. E ora, c'è una mancia, però mi sotto al ristorante, ah, e ho pagato, sì dai, adesso 5 euro di mancia, mm. andiamo in 20, oh, si è offeso, guarda mai. Perché, Anche perché per- erano così anche gli euro, così yen, questo sì, si chiama. vabbè, pagare in yen, vabbè, vado i conti, vado a Sì, cambio, sì, 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 oh, sì. indispettito, perché secondo loro vuol dire che mi è andato abbastanza bene. Ah, ok.
Ma qualche altra esperienza che ti ha colpito là? Fanno la pasta da mandare a cagare. Ah, ok, quindi sei rimasto colpito in negativo dal cibo e anche dal bere, insomma. Più altro non da bordelli no. Mm. Ma poi tu hai anche partecipato a delle gare di tornei, vero, con le Sì, palestre? ho partecipato a questo torneo, ma niente di che. Ma cioè, com'è che funziona una partita, un torneo? Allora, intanto ne possono essere tre, dipende da tipo come viene impostato il torneo. Mm, Allora, le regole internazionali, mm, allora, intanto puoi avere la squadra di 6 Pokémon. ok, Non puoi dare lo stesso strumento ai Pokémon. cosa vuol dire? E se dai, non so, la Carbonella Charger, non puoi darla anche Ah, a ok. Moltres. Ah, e i leggendari sono esclusi. Mhm, Ovviamente, secondo le meccaniche della generazione, può essere usato in un solo Pokémon. mm, Ti faccio un esempio. vai. Vediamo Kangaskhan, Ok. Pokémon Canguro, Sì, 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 quello sì. che non è. Sì, mi ricordo. Alla Mega è stata bannata. Perché? Questo praticamente usciva il cucciolo dal canguro e colpiva anche lui che stava sua madre. Ah, Ti do un esempio? mm, Usiamo cometa pugno, ok. 5 colpi può arrivare, però te ne 10. Ah, ok, perché anche il figlio dentro. E quindi Quindi sono due Pokémon praticamente. è stata un po' bannata perché se uno usava Meteor Pugno, già toglie il la vita con 2 colpi tornati. Ma quindi tu avevi tipo un deck dei Pokémon, È giusto? un party, Ok, quindi tu potevi avere tipo quanti? 3, 4, 5, 6. 6 Pokémon contro altri 6 Sì. oppure o uno alla volta? Una alla volta ovviamente, però ma anche il doppio, dipende da dove come viene come viene il doppio. Ma questi Pokémon li avevi già tu oppure li sceglievi al momento del torneo? Allora, il tuo gioco ti prendi tu la squadra, Ok. ma dopo c'era un problema, gli EVS, IVS, mosse, ti perdi la vita. Perché ti spiego, Mm, le IVS e le Svarius sono dei valori dati da gioco. mhm, Dopo tu con le proteine, le vitamine, proteine, ferro, potevi modificarlo con le mhm, piume. Ovviamente dopo le mosse, stai attento perché sono adesso, una volta, fino a attenzione le mosse università, tipo, e era quello, ad esempio, non so, le fuoco speciali, le erbe speciali, le buie normali, erano definite per tipo. Invece dopo la quarta le hanno divise per mossa, capito? mm, Esempio, fuoco pugno fisica, lanciafiamme speciale, ok. poi c'è mosse di stato, c'è il seme, le polveri, i veleni, cioè, cioè sono tre macrogruppi. Dopo, ovviamente, guardando le mosse, proprio le sue abilità, le dai le mosse giuste. Esempio non so, a marcia per gli insegni zuffa, Mhm, non è che gli insegni, non so, pistolacqua. ok. C'è un po' come statuto del Kecleon, sai perché? Mm, Terza già è una bestemmia, perché è un po' normale. mm. Quasi mossa colpisce, prego quel tipo. Adesso tocchiamo qui un altro raffighe che era Pornassi che Alex X. Ahia stava subito via. Tocchiamo un altro mitico macro argomento con Alex X perché tu hai anche avuto un passato da wrestler, giusto? Pochissima roba, ma sì, proprio una puntina su wrestling. Come ti sei avvicinato al mondo del wrestling? Cominciamo dall'inizio? Sì. Io va. Ah, ok. Mio papà guardava, iniziamo ancora a catch con Antonio Inoki negli anni 70 Mm, e io sono arrivato negli anni 80 che c'era il Kogan, The Giant, Undertaker? no, Undertaker dopo, Ah, cioè poco dopo è arrivato Undertaker, negli anni 90 è arrivato Undertaker. mm, Poi vabbè, ho seguito la WWF, poi sono in WCW, Bret Hart, Kevin Nash, Big Show, che ha anche fatto un ah, film, una serie TV su Netflix, ah, molto carina, con la sua famiglia vera. ok. Poi ovviamente, poi anche poi c'è stato nel 2000,
con l'Evolution, ma cioè, se uno ha seguito il wrestling con il grande compianto Eddie Guerrero, la razza, Ok. cioè, ha seguito poi la storia di John Cena, che però non mi è piaciuta come la storia di John Cena, sinceramente. Mm. Sì, apprezzavo, ma non è il mio personaggio preferito. Proprio il Lil più che altro. Qual è la tua top 3 dei 3 wrestler tuoi preferiti? Allora, questo è un po' difficile. Vivo o morti? Un po' tutti, dai. Allora, al primo posto c'è l'Aster. Mm. Io ho preso l'Aster Immortal, che è morto quest'estate, Hulk Hogan. Ok. Poi Latino Hit, la rassa, Ok. Eddie Guerrero. Poi direi The Game, Mm. c'è Assassin, Triple H. Certo. Sì, sì. Poi in quarto metterei Orton, mi piace proprio la sua cassin da Randy Orton, vero? Randy Kevin Orton, nome completo, che io lo considero un gran lottatore. Anche il Monti è un grande appassionato di wrestling. Si è appassionato tramite te? Non lo so, ma forse non lo so. Comunque io sono, diciamo, uno che a monte questa cosa. Ok. Mi ricordo che ho visto un match, Il match che ti ha colpito di più. quello con cui ho pianto. Addirittura. Ero piccolo. Hulk Hogan contro The Warrior, che Hulk Hogan perde il titolo. Sì. Il campione intercontinentale Ultimate Warrior con Hulk Hogan, campione WF. Capito. Tanti hanno pianto perché Hulk Hogan era l'idolo di tutti. Certo. Poi una cosa divertente, versione 9, diciamo che è stato il primo Money in the Bank. Mm. Sai cosa è Money in the Bank? Questo è altro solo. Ovviamente il Money in the Bank sarebbe una valigetta con un teatro che puoi affrontare qualsiasi campione in qualsiasi momento. Ah. E il punto è che non esiste ancora questa. E Bret Hart aveva appena perso il titolo con Yokozuna Mm. e ha mandato Hogan, aveva ripreso il titolo. Ah. E Hogan ha vinto il titolo. E Pensate. Hulk Hogan ricordiamo che è stato l'ultimo campione di WWF. Quindi in che anno erano, te lo ricordi? 2002. Perché lui ha battuto ha perso un The Rock alla Quanti anni aveva il 2002 Non sai quanti anni ha? è morto quest'anno. Non mi ricordo. 50 anni? Gli ultimi anni 170. No, dico nel 2002. Sì. 40, 50. Mm. Comunque ha vinto il suo titolo a Backlash contro Triple H. Mm. E dopo, vabbè, ha battuto Ric Flair che l'ha sfidato. E dopo ha perso in un NSL contro Triple H. Ho capito. Cosa ne pensi tra finzione e realtà un attimo il wrestling, più spettacolo? È molto spettacolare, ovviamente è molto spettacolare. Perché il Monti lui continua a dirmi che è tutto vero. No, ci sono alcune scene, alcuni oggetti sono anche veri. Ad esempio, vedete le sedie che usano? Sì. Tolgono i livetti, se no si scopa. Oppure prendere il candlestick, il bastone a candle che usano. Ok, Dentro è vuoto, potrei concludere con un'ora, fa tanto rumore. Poi sotto c'è il materassino e un coso, un ammortizzatore grande come una roba così, non è più grande, ho capito. 2-3 metri. E va proprio Per che- quella volta quando si sbattono rimbalzano. sì, tipo. poi senti anche forte, perché sotto ci sono i microfoni che senti boom. E mettendo il pugno, tiro il pugno, batto il piede per terra, senti boom, boom. Per quello fanno sempre sto verso qua. Ok, non sapevo, adesso me l'hai detto a te sta roba qua. Ci sono poi Quindi hai capito Monti come funziona, non è che si battono veramente. alcuni colpisci tu. match, sì, però per esempio si perdono sangue. Questa è una. Allora, sai che adesso vicina? Mm. No, non posso la metta. Se non cade qua, butto via la metta. Ok. Che sanno che qua c'è una vena, vuoi vedere sangue, ma non è che muori, però per cioè fa tanto scena ma poco sangue. Ho capito, sì, Cioè fa tante scene che ci danno sangue, non è grave, capito? Cioè dipende anche da. Se parli di Mick Foley, là se noi andiamo sull'hardcore che là è andato per le maniche. Mick Foley è un pazzo, diciamo. Lui si è fatto proprio male, muore. Mhm. Conosci la storia di Barbie?
No, no, raccontacela. Barbie è una mazza baseball Mm. col filo spinato inventato da lui. Ah. E quella fa male. Esatto, quello non è Fa proprio per finta. male. Sì, 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 E sì. poi uso anche un po' di disegno, eh. Hai presente i triboli cosa sono? No. Hai presente i chiodi incrociati così? Mm. Che li butti per terra, come cantano adesso. E appunto che a volte usano triboli piccoli, piccoli, e li buttano su e ci fai cadere sopra. No, vabbè. Però a volte vedo che si buttavano anche fuori dal ring. Sì, delle mosse. Ma fuori dal ring invece comunque è duro. C'è il materassino, no? Quello nero. Ah, anche il materassino che l'ha. Vedi Ok. quello nero? Guarda, non c'è tutto nero. Non ho mai fatto caso, però non pensavo ci fosse I anche materassini fuori. classici così, eh. Sì, sì, Non sì, è sì, che, sì, sì. cioè, perché se cadi là sul cemento vivo fa male. Certo. Sembra che scatti per terra sul cemento. Appunto. Fa abbastanza bello duro, insomma. Forse io li fa, forse ti hai fatto male, io li fa un di male. Guarda, ti è mai capitato magari da bambino di imitare i wrestling con qualche tuo amico, fare qualche mossa? Sì, ma niente di che. Quando hai preso il cobra, o di imitarli. Quali sono le tue mosse preferite? Questa è la missione. Ok, sì, 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 sì. Che fa? Che lo fai che nel film di Full Monty, mi sembra. No, quella uso la DDT, che è una mossa base e ti pidi di Police. E Ok. DDT è una mossa più che altro. Sta diventando Jack Daniels Roberts. Mm. Sai come il pitone? Sì, sì. L'inacronimo Dean Daniel Denner Time. Era una mossa che non fa un cazzo. Ah, Prendi la testa nella metti qua, sì, va, sì, sì, butti sì. giù tu. E lui, Sì, ok, ho presente, sì, sì. poi ci sono tante mosse che non ti fanno un cazzo. Quindi non hai mai fatto wrestling con i tuoi amici da piccolo e hai fatto male a qualcuno, no? No, vale sì. Tale, se te continui a venire sempre più in qua, vedi, devi stare un po' più in là perché sennò te fuori da schermo. No, più verso indietro, più verso la porta. Basta, 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 basta così. Ok. No, comunque ti dico, ci sono tante mosse belle e una frog splash. Secondo te cos'è che rende un wrestler veramente memorabile? Allora, sicuramente deve avere carisma Mm. e poi deve anche vedere se è un face o un heel, come se bene si diventa il nostro face e heel. Deve anche vendere il suo personaggio, più che altro. Mhm. Ad esempio, se metti, non so, Monty avrà un suo personaggio, ma quello che è. Mhm. Metti John Cena, del cazzo. Bisogna anche il personaggio deve essere creato anche, deve avere anche Anche un. nelle mosse, nelle esultazioni, Sì, no? ma anche deve anche saper giocare, anche gestirsi sul microfono. Tu vedi Ah, che io vedo che un cammino qua, quando sono. certo, sì, Cioè, sì, impegni il palco, certo. devi anche impegnare il pubblico, come la musica, io impegno il pubblico, e faccio anche così anche se non sanno il cazzo, cioè, Sì, 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 bisogna sì, sì, sì. ovviamente nelle parti sia il pubblico che devi trattenerti sia te che il pubblico. Mhm. Invece su wrestling ci sono tante storyline. Mi ricordo una delle storie forse più controverse, ma vera. Mm. Dominic Mysterio, lo conosci? No. Re Mysterio? Sì? Ecco, ha un figlio, Ah, Dominic, e una figlia, Leila. Sofia è stata resa dopo 2 secondi, sì. la figlia. Le mie figlie, cioè, Dominic, c'è stata una faida nel 2004-2005 Mm. che è venuto fuori che Dominic è il figlio di Eddie Guerrero, Ah, che là siamo andati fuori ad assimilato perché questa storia, perché Eddie Guerrero è tornato un heel mm. e ha deciso di, perché siccome Eddie aveva 3 figlie, Mm. non aveva neanche un figlio. Mhm. Questo figlio allora hanno mascherato che è incinta dei misteri invece che cioè le stavano fiando magheggio, cioè due amici, cioè le ore di amici fraterni, quindi casomai dopo mi si è sposato una figlia di Eddie. Mm. Allora sto figlio, cioè, ma ti vedi anche adesso che è un nuotatore, vedi proprio i tratti di suo padre, Eddie Guerrero. Ah, Cioè, ok, te vedi, ma certo. già sta venendo fuori dall'interno di fa ormai, ma Dominic si vede, lo vede anche, scusa, un cieco, che, ma anche il modo di guardarsi, cioè, ovviamente
adesso le carte dicono che legalmente figlio di Mizia, però sa che musicalmente non ne so io. Infatti, quando Dominik ha vinto la cintura intercontinentale, Mm, è andato a appoggiare sul tombolo di Guerrero e dice: Vedi papà, ci sono riuscito anch'io. ho capito. Ok. Ti faccio un'ultima domanda. Se potessi creare una tua federazione di wrestling, quale sarebbe il tuo stile e il tipo di wrestling che vorresti vedere su ring e che regole magari? Allora, le regole ormai sono quelle universali, Mm, cioè conteggio fuori, le regole le conosci tu, conteggio fuori, count out, submission, cioè. Ma una federazione, veramente una federazione fatta bene, non è che ne dico che voglio, forse una federazione più versante sulle nuove leve. mm, Cioè, ovviamente voglio anche un bel comparto di alcune leggende che, mm, che fanno più che altro, insegnano. ok. E io non so, ti dico, avere alcuni della ICW, Mm, Federazione Italiana di Wrestling, sì. con questi nuovi che fanno degli incontri con loro per promuovere questi nuovi giovani, capito? Che poi alcuni avere contratti anche con federazioni più grandi. Ad esempio, non so, ti dico, c'è stato un nuotatore italiano Mm, che ha firmato contratto con la WWE. mm, Adesso andiamo un incontro fatto qua in Italia. mm. Si è rotto il collo nel suo Ah, incontro perché ha fatto la pedale rovesciata. Vedete appunto, sì, sì, da sì, dietro. sì. Rotto il collo, finta carriera. Beh, te credo. E non solo. La carriera, non so carriera finita, perché non ha avuto problemi nello spinale. Quindi ha dovuto ritirarsi. Però ha avuto anche un buon indennizzo dalla WWE, 7 milioni. Pensate. Perché sono circolati, così. Sì, sì, Perché sì. alcune volte ti fanno sempre veramente tanto male. Beh, caso. Sai più che il calciatore, Mm, la mia settimana base, quando prendo un dato in terza fascia. non Sai ho cos'è? idea. Spara. Perché sono tutti americani, tutti in dollari alla fine. Sì, ma se ne 20 euro. Bara non so. Ma spara, da friggere. Non so. Metti all'anno, comunque all'anno già parla, metti che ne so. Ma in che fascia? Anche se Terza anche fascia, proprio bassa. quella più bassa, vuol dire che dove vanno in onda? Ah, a volte il min card oppure fanno anche show senza telecamere, cioè. Addirittura. Che ne so, già parla 100.000 euro l'anno. Ma a settimana prendo circa dai 30 ai 20 mila euro alla Boia, settimana, Madonna, più altri 30.000 se vincono. pazzesco. Non Alex, faresti? vai anche tu No, fai non posso. wrestling. Altrimenti il mio prendo, qua non posso. Ma stai là una settimana, sopravvivi una settimana, sei a posto. Infatti, Una settimana ti caccia paga di un anno. se ti togli una settimana di festiva, ti va? No, là una settimana e l'altro, il resto dell'anno sto in sedia a rotelle praticamente. Ma no, se faccio da fare un volo vola, Eh, tanto più che non così più, quindi è stata qui io. vabbè, spaccherà lo stesso. No, dai, ti metto contro coso, è il più che lo Steiner. Ti devi vendere caricon qua su sto momento. Ti scherzi, no? 1, 2, 3, 20 euro. Via. Mamma mia. Ma buon dai. Se stai una settimana così come faccio, ma ti posto. Esatto. Buon dai, io concluderei qui. Altri saluti da fare ai tuoi fans, qualche avviso da fare, qualche nuova, non so. Beh, intanto saluto tutti, dal 13 al 14 di febbraio e il 13-14 di marzo sono via. Ok, ma questo video mi sa che uscirà, sarà già uscito quando... Vabbè, comunque sono i ferie quei giorni, quindi Dove ti va? vado a Arezzo con il Portico a febbraio. Ah, ok, ok. E invece dopo vado a fare il premiere con i miei. Non capito. Bene, dai. Sì, intanto fa... Staccare. No, non di cazzo meno. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Siamo qui con Alex X. Saluti a tutti. Ciao e ciao Vittoria, forever. Forever.